ragazzi, siamo venuti poi alla fine in questo ristorante che comunque si chiama Rice Bias. Allora, questa volta io vorrei mangiare. Qualcosa di proprio Fox che sembra. No, perché non mi ricordo il nome. Le persebes, non mi ricordo se sono le persebes. Sono dei crostacei rarissimi, costano un sacco di soldi. Che si pescano in un punto della Spagna che è difficilissimo, non si può andare e costano un sacco di soldi. Però non mi ricordo come si chiamano. Alla vita, alla gioia, Alla fronte. alla santità, anche di tutti quanti voi, siamo generosi, Uè, siamo generosi anche per loro. Che è buono, non ti chiedo. Questa qua è un po' di sangria, L'ha provato? non ancora. Allora, Questa sì che è piena. sa senso. Allora voglio trovare per internet questi crostacei. Aspetta. Allora ragazzi, si era bloccato il telefono perché stasera doveva essere un evento eccezionale, perché qua c'ha le persebe, che sono quei crostacei che costano 100 euro al chilo, quindi sono molto difficili da trovare. Ho detto ecco qua, abbiamo realizzato il nostro sogno delle persebe, ma non ci sono, e quindi ho preso e quindi ho preso una bella omard. Questa è bella, viva, la tagliata così a capo. E poi lui ha preso una bellissima spigola che vi faccio vedere dopo. Però io voglio far vedere questo ristorante perché ha praticamente i granchi ideali nell'acquario, le aragoste, gli altri, tutto. Però le persebe volevo proprio provarle, porca puttana. Sarà la prossima, no? No, stanno in Spagna, prima o poi trovo. La cottura è praticamente perfetta. Il pesce quando il problema, ragazzi, è che un astice va cotto 7 minuti. Diciamo che la cottura è come quella della pasta. Loro l'avranno anche gratinato, quindi secondo me avranno fatto 7 minuti di cottura più 3-4 minuti a forno. Il risultato è che è diventata secca. Guardate, c'è poi la chele, guardate, si sfilaccia. Non sono riuscito a prendere niente sulla polpa. Abbiamo anche quest'altro, la stessissima cosa. Qua è diventato tutto secco. Sbagliare un omard così è veramente molto grave in un ristorante di pesce. Comunque adesso vi faccio vedere le cose, però comunque per chi se ne intende di pesce non credo che ritorna volentieri in questo ristorante, per il modo come viene cucinato, non per la freschezza. Allora, ragazzi, adesso vi faccio vedere qualcosa di bellissimo. Ta-da! Bello, le luci, rombo, guardate qua. L'astice blu, a me non me l'ha portato blu. Granchio reale. Date questi granchi reali, no? Questa è una costata, le tante mani. Vieni a bandare. Peccato che a me come le mangiare per sera.
Belli, ragazzi. No, come una sigarettina. Allora, qua si sta anche un bel centro commerciale in Golf. Centro commerciale mini golf, poi ci sta pure bel centro commerciale mini golf, ci sta pure il casino, poi ci stanno dei bellissimi hotel. Ma là, comunque il ristorante è questo. Allora, logicamente ci siamo lamentati perché perché a dire la verità mi dispiace, perché sinceramente lui ha il pesce che è magnifico, quindi è un peccato veramente farne una cattiva pubblicità, per carità, però su due piatti mi hai portato due cotture sbagliate, tutte e due in eccesso. Allora significa che chi sta alla cottura è un problema, perché mo per esempio che noi ce ne intendiamo di pesce, perché ce ne intendiamo di pesce, sei ben sicuro che qui non veniamo più per come è cucinato, ma non per la freschezza, per come è cucinato, logicamente noi non veniamo più. Però lui ha le persepe, io volevo prendere quelle là perché sono rare, sono dei crostacei rari spagnoli che costano pure un sacco di soldi, e volevo prendere quelle là, però purtroppo stasera non ce l'avevo, e quindi mi dispiace perché sono molto gentili e il pesce è quello che avete visto, però sbagliare sulla cottura il pesce no. È come quando un italiano praticamente mi sbaglia la pasta, quindi scusatemi, ma non mi sbaglia la pasta, perdono tutto, ma non posso perdonare chi mi sbaglia la pasta. Voilà, a più tardi, andiamo a giocare un po' a casino dopo. Che noi... Voilà, sta qua la tua macchia, vedi? Voilà, vedi? Qui, la gialla. Voilà. Io invece no, guarda la perfezione, qualche briciolina però. Elle est venue passer è venuta a passare. Ah! Allora, ora mi prendo una cosa che non ho mai provato, gelato di fichi. Questo gelato di fichi mi è nuovo e mi piace le novità. Vediamo un po' com'è il gelato di fichi. Perché ridi? Perché ridi? No, perché ti devo... Perché ti devo vedere suonare a pianoforte, io non ci credo che sai suonare. Mais c'est drôle, étonnant, tu vois pas. Non fa male. Vai, non vede come muove. Chante une chanson. Non sai suonare a pianoforte. Canta. Ragazzi, il gelato ai fichi, mai visto e mai provato. Mi piacciono le novità, purtroppo ne hanno messe veramente tante, non riesco a mangiarlo. Com'è? Com'è? Strano? Gusto di vanilla. Très bonne. Il pico si sente però, il pico si sente. Comunque questo non è un gelato che trovate nelle vaschette confezionato, questo è un gelato classico artigianale. Veramente dei bei pezzi di fichi dentro. C'est grave. Eppure quei semini dei fichi. Non è pas male.
fa male. Sembra che dà la sensazione della vaniglia. Ma questo è vaniglia. Forse avranno messo un po' di vaniglia. Ragazzi, il gusto del figo come retrogusto alla fine si sente. È buono però, molto buono. Poi ci stanno questi semini dentro del figo che è buonissimo. Proprio buono ragazzi. Cioè più lo mangi più lo vuoi mangiare. C'è una sensazione bellissima dei semi. Che fanno la parte della croccantezza. Gustoso. È proprio buono. Una figata, proprio buono questo. L'idea è eccezionale. Io l'ho trovato eccezionale. Beh, dispiaciuto solo che ha sbagliato la cottura di due differenti tra di loro. Solo questo perché è veramente una bravissima persona. Alors, on va voir ici 250. 250. Dici? Quando paghiamo? 205. Ma aspetta, penso pure io. Et toi? Per giù, 220, 220. On verra. Penso. Celui qui gagne, tu payes le repas. Che faccio? Quello che viene per pagare quello che è più vicino. Sì, facciamolo. Allora io dico 220. Io dico 220. Ok. Intanto quella è una gatta. Non ci lo rembourse. Aspetta. Allora, io dico 220. Io 2,5. Ok. Allora quello che si avvicina di più. Ok. Caffettino. Che già vede abbastanza. Ha fatto l'occhio. A tutti. A tutto il mondo. Che è? Da, fa. Je l'ai fait. Allora, ho vinto io. Ho vinto io. Wow, com'è buona! Ho vinto io. Lilo, che mo fai finta di non sentire, Ho vinto io. Qu'est-ce que tu as gagné? Ho vinto il conto. Dis-moi combien. 197,12 €. Oh là là, c'est toi qui as gagné. Ho vinto io. E ho detto 2,20, tu hai detto 2,50, quello che è più vicino sono io. C'est toi, c'est toi. Voilà, è finita. Bravo.